Si chiama Maracanda, antico termine arabo per indicare i mercati, il progetto realizzato con fondi dell'Unione Europea, il cui comune di Favara è partner. Maracanda vede la presenza di importanti città del Mediterraneo come Barcellona in Spagna, il Cairo in Egitto, Limassol nell'isola di Cipro, Genova e Firenze che è il comune capofila. Quando il Comune di Firenze ci propose di entrare in partenariato, ci fu un momento in cui non capivamo bene quale fosse il taglio e la volontà progettuale. Ovviamente Firenze ha grandi mercati come Barcellona ha grandi mercati coperti, quindi c'è una storia del mercato fortemente radicata, parlo del mercato del cibo. Ma ci hanno individuati perché veniamo da una storia lunga sulla promozione dell'agroalimentare, degli oleosi, Medifostac, Mida, è stato un processo che ha messo Favara al centro di queste attenzioni. A Firenze c'è stata la presentazione ufficiale del progetto, a cui hanno partecipato anche il sindaco di Favara Rosario Manganella ed il presidente del Consiglio Comunale Leonardo Pitruzzella. Noi abbiamo aderito a questo progetto, abbiamo avuto un finanziamento di 100.000 euro per progettare una iniziativa che riguarda appunto i mercati, e considerato che Favara ha una sua tradizione e considerato tra l'altro ancora che Favara ha avuto un progetto, cosiddetto progetto Hortus, abbiamo ritenuto opportuno proprio utilizzare quell'area per fare in modo tale che questa possa essere articolata con una serie di presenze di bancarelle, quindi con dei mercati veri e propri, in maniera particolare il mercato dell'ortolano. Dopodiché faremo anche un'altra iniziativa che sarà anche questa settimanale presso il cortile, il Sette Cortile, che ormai è diventato un punto culturale importante della nostra città. Con grande soddisfazione che siamo qui a presentare questo progetto, un progetto importante di promozione del territorio che ha come finalità quello di creare una rete fra i mercati dei paesi del Mediterraneo. Ci sono città importanti, Barcellona, Firenze, Genova, il Cairo e anche Favara, quindi con grande soddisfazione, questo grazie al lavoro svolto dall'Ufficio Europa dall'architetto Giacomo Sorce. Siamo qui, ci saranno delle iniziative, le delegazioni verranno a Favara a fine giugno, è un'occasione importante di promozione del territorio e della città di Favara.